Stava passeggiando in compagnia del suo cane, Pier Giorgio Adami, 68enne di Canale d'Agordo, che ieri sera non è rientrato a casa. L'allarme è arrivato dalla famiglia attorno alle 23, con la mobilitazione delle squadre del soccorso alpino di Alleghe e dei vigili del fuoco che si sono subito dirette in una zona che l'uomo, profondo conoscitore della montagna, frequentava abitualmente, il sentiero che da Masarè sale verso Casera Cesamata. Sul posto i soccorritori hanno subito individuato l'auto dell'uomo per poi inerpicarsi lungo il sentiero per la perlustrazione fino ai 1500 metri di quota, dove hanno sentito l'abbaio del cane provenire da un canale un'ottantina di metri sotto alla traccia. È lì che l'uomo è malauguratamente ruzzolato per cause che restano sconosciute, perdendo la vita, con il cane ancora intento a proteggerlo dall'avvicinarsi dei soccorritori, tanto da richiedere l'intervento di un conduttore di un'unità cinofila del soccorso alpino di Livinallongo che si è adoperato per conquistarne la fiducia, affinché la salma potesse infine essere recuperata con l'intervento dell'elicottero del SUEM e trasportata a valle. Adami lascia la moglie, i due figli e tre fratelli, oltre a un vuoto incolmabile nella sua comunità, dalla quale era molto amato e rispettato. Lavorava con me, faceva il maestro di sci qui a Falcade e è sempre stato un grande ed apprezzato professionista, un profondo conoscitore della montagna sia invernale che estiva e amante della montagna, oltre che essere una bella persona, insomma, ecco. Oltre ad essere maestro di sci, Adami contava un'esperienza ultra trentennale nel gruppo rocciatori dei Carabinieri di Selva di Val Gardena, una famiglia di sportivi e di alpinisti, la sua, tutti amanti e frequentatori esperti della montagna con cui aveva condiviso anche la gestione del rifugio Mulaz in comune di Falcade e un'attività di commercio nel settore dell'equipaggiamento sportivo. La comunità dell'Agordino piange oggi la scomparsa di un padre e un marito, di un collega e di un amico. Stamattina ho dato io un po' la notizia ai miei colleghi e sono stati tutti sconvolti. Pensi che accada a gente che non è capace a frequentare la montagna, invece alla fine dei conti succede a tutti quanti.